Una vittoria di misura ottenuta sul filo del rasoio ieri pomeriggio per la studentesca Licata, che ha fatto suo il derby con l'Empedocle. 62-58 il risultato finale. Il quintetto licatese è stato in vantaggio sia nel primo che nel secondo quarto, 18-13 e 30-25 i primi due parziali. Negli ultimi due tempi la gara è stata più combattuta. Nel terzo tempo il vantaggio si è ridotto e il parziale dava il risultato di 46-45. Un solo punto di distacco tra i padroni di casa e gli ospiti. Negli ultimi 10 minuti il quintetto empedoclino ha mostrato più grinta, portandosi anche in vantaggio di ben 4 punti, ma proprio in quel momento è uscita la massima forza della palla spicchi licatese, che ha saputo recuperare e poi superare nuovamente gli avversari, chiudendo il match con un vantaggio di 4 punti. Miglior realizzatore Enzo Di Dio, che nonostante un problema alla gamba ha saputo trascinare il gruppo giallo-blu in una vincente vittoria. Ben 23 le realizzazioni per lui. A seguire Angelo Genco, che ha realizzato 16 punti, 14 da Rio André, 5 per Alessandro Toto e 2 rispettivamente per Fernando Manattini e Melchiorre Sorrusca. Soddisfatto dell'esito della gara il coach Paolo Marletta, che parla di prestazione positiva. Una partita all'insegna di un anticipo dei playoff, una partita giocata tra due squadre che hanno onorato la loro posizione che occupano in classifica e sapevano benissimo che entrambi giocavano un posticino in più per salire e mettere un attimino la testa un po' più avanti. Due squadre che non hanno mai mollato e solo, se non vado errato, un minuto e mezzo si è stabilita effettivamente la partita, però fino allora è stata in bilico, ma giocata sempre comunque punto a punto con margini forse di più 5, non di più. Quindi è un voto positivo per la prestazione di oggi? Sì. Assolutamente sì, proprio perché in questi momenti qui che potresti avere degli alibi, che magari perdi e dici vabbè ok, però c'era questo, c'era quest'altro, devo dire i ragazzi bravissimi, perché comunque malgrado questo siamo riusciti a portare una partita importante di 2 punti in classifica. Una sconfitta che poteva starci, questo è il commento del vice coach empedoclino, che comunque fa i complimenti al suo roster. Sicuramente eravamo convinti di trovare una squadra molto carica, proprio perché avendo perso fuori casa ovviamente ci aspettavamo una squadra che sicuramente da un punto di vista individuale è molto più forte dei nostri, diciamo. Anche se i nostri comunque oggi hanno dimostrato veramente di avere grande carattere nonostante la giovane età, però voglio dire, siamo contenti comunque della prestazione dei nostri ragazzi, per quello che comunque hanno potuto dare, hanno potuto portare insomma alla squadra.